L'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia del Veneto Roberto Marcato ha sottolineato durante l'inaugurazione di un impianto di biometano a Schiavon nel Vicentino che questo dimostra l'impegno della regione nel campo delle energie rinnovabili e il progresso verso la transizione ecologica. L'impianto, il più grande d'Europa, trasforma gli scarti zootecnici in energia rinnovabile e fertilizzante organico. Erano presenti anche l'assessore alla sanità e al sociale e l'assessore al lavoro del Veneto. Gli impianti inaugurati rappresentano un esempio eccellente di conversione agroecologica dell'agricoltura, utilizzando esclusivamente liquami, letami e polline senza utilizzare biomasse vegetali. L'assessore ha espresso la sua soddisfazione per questo importante passo verso l'uso etico delle materie prime, sottolineando che non si può sprecare cibo per produrre energia mentre molte persone nel mondo soffrono la fame. Ha evidenziato che la produzione di biometano senza l'uso di mais è una vittoria civile e ha elogiato l'azienda per il raggiungimento di questo obiettivo che rende orgogliosa l'intera regione Veneto.